La luce in fondo al tunnel inizia a vedersi, almeno è quello che sostengono gli esperti di economia. In Veneto Zaia ha annunciato per il 2015 un piano straordinario per il lavoro che metterà a disposizione 760 milioni di euro, fondi europei destinati a imprese e disoccupati. Nel frattempo però bisogna fare i conti con un 2014 orribile. No, continua a picchiare duro, purtroppo sono tanti i posti di lavoro che ancora abbiamo perduto, c'è qualche segnale solo in una certa tipologia di contratti che sono quelli a tempo determinato, però la cautela delle aziende, ovviamente i segnali sono quasi tutti negativi, impedisce di guardare a nuove assunzioni, fare nuovi investimenti. Si salva solo chi ha esportato e chi lavora con il Made in Italy, bollino che paga sempre. Ci sono alcune imprese che vanno bene, sono quelle del Made in Italy, sono quelle che esportano, ma abbiamo tante piccolissime imprese che non hanno saputo o potuto fare degli investimenti strutturali che si trovano ancora oggi in difficoltà e ahimè il bilancio è quello dei 170.000 persone che cercano lavoro e a cui deve andare il nostro buon Natale. L'emergenza ora è la mancanza di risorse per sostenere chi si trova in difficoltà. La Donathan dice che il governo è venuto meno ai patti. Proprio perché manca la copertura per la cassa integrazione in deroga, il governo ce l'aveva garantita, ma non solo a noi, l'aveva garantita ai lavoratori italiani.